quinta commissione consiliare della Regione Veneto ha accolto ieri le indicazioni aggiornate dall'assessora alle politiche sociali Manuela Lanzarin, mantenendo la qualifica di SPOC all'ospedale di Chioggia. Ora la palla passa all'Aula del Consiglio, che trasmetterà alla Giunta, presieduta da Luca Zaia, il proprio indirizzo politico e quindi l'ufficialità delle nuove schede ospedaliere, secondo il piano sociosanitario 2019-2023. Assieme a Chioggia tornano SPOC anche Castelfranco Veneto, Villafranca di Verona e l'Ospedale Civile di Venezia, per il quale è anche in programma una modifica al dettato legislativo, in grado di recepire la specificità lagunare e della città turistica. Bocciati, almeno in prima istanza, gli emendamenti di Bruno Pigozzo, consigliere del Partito Democratico, atti a ripristinare i 55 posti letto tagliati a nosocomio clodiense e i 2 primariati di nefrologia e laboratorio analisi. L'esponente del PD parla di sacrificio all'altare del risparmio sanitario, specie se si considera che l'ospedale di Dolo pare aver recuperato i 10 posti letto tagliati in precedenza. Ma non tutto è ancora scontato, dato che la stessa assessora Lanzarin si è riservata di verificare le apicalità introdotte dopo la concertazione delle ultime settimane con i territori, le parti politiche e sindacali. Da canto suo l'assessore alle politiche sociali del comune di Chioggia, Luciano Frizziero, ha commentato: se qualcuno perdesse 2 minuti del proprio tempo prezioso per andare a controllare il decreto ministeriale numero 70, quali dotazioni sono previste per l'ospedale di base, capirebbe senza demagogia alcuna che essere SPOC è un ottimo risultato. Come era logico attendersi, data la concomitanza tra la giornata di festa e le condizioni meteorologiche favorevoli, la Romea è stata presa d'assalto in entrambe le direzioni per affollare le spiagge di Sottomarina, Isola Verde e Rosolina Mare. Forti rallentamenti e lunghe code vengono segnalate soprattutto da Santa Margherita in direzione Ravenna, in specie nel tratto di Conche, dove alle 13:20 è avvenuto anche un incidente stradale. Presenti in loco la Polizia di Stato e un'ambulanza del 118. Traffico ulteriormente sostenuto anche a sud di Chioggia, in entrambe le direzioni. Si va verso il tutto esaurito negli stabilimenti balneari, alla spiaggia libera, nei locali e chioschi sul lungomare, in diga e anche nel centro storico, già saturato nel corso del 25 aprile. Momenti di apprensione questa mattina ai bagni Ardi in via Sebastiano Venier a Sottomarina, quando un bagnante che nuotava da solo nel mare ha improvvisamente cominciato a chiedere aiuto. In suo soccorso sono arrivate altre 4 persone che si trovavano in acqua e che lo hanno trascinato fino alla battigia. L'uomo si è successivamente allontanato da solo, senza attendere i soccorsi, che erano stati comunque allertati. Grande festa a Rosolina Mare per i 70 anni dall'installazione dello stabilimento ai bagni dal Moro, fondati nella primavera del 1949 da Ulderico Donà, detto appunto il Moro per via della carnagione bronzata. Alle celebrazioni hanno partecipato gli eredi, con il figlio Antonio, cavaliere del lavoro, il nipote Ulderico e la pronipote Federica, oltre alla banda musicale cittadina e all'amministrazione comunale, rappresentata in prima persona dal sindaco Franco Vitale. Il primo cittadino ha rimarcato la passione e tenacia con cui viene portata avanti l'impresa. Anche grazie ai Donà, ha detto Vitale, Rosolina Mare si sta evolvendo alla frequentazione non solo regionale. Si tratta di un territorio bello e fragile, riconosciuto patrimonio dell'UNESCO assieme al Delta del Po, oggetto proprio oggi di tante escursioni. La natura particolare è un dono che fa vivere tante famiglie, da mantenere e insegnare ai bambini nel suo pieno rispetto. Ulderico, detto il Moro, era un pescatore. Un giorno, alla fine della seconda guerra mondiale, passando con la barca davanti alla spiaggia, ha pensato di potervisi dedicare, iniziando un'attività per la quale, ricorda la pronipote Federica, tutti gli diedero del matto, perché non c'erano strade né altro, solo la sabbia. Invece ce l'ha fatta, e dalla prima baracca in legno si è espanso fino alla struttura attuale. Partita decisiva questa sera dalle ore 21 al Palasport di Borgo San Giovanni per la Wisp Basket Chioggia,
nel campionato di Prima Divisione. I ragazzi di coach Roncato, se vogliono restare in lizza fino alla fine, devono vincere contro la forte Pallacanestro Limena, contro la quale hanno perso la prima gara esterna per 6 punti. Una vittoria delle canotte blu rimetterebbe le cose in pari e costringerebbe i padovani alla bella del terzo, ultimo e inappellabile match. L'ingresso al Palasport è gratuito e la società del presidente Enrico Papo spera in un grande afflusso di pubblico. Le foto più belle degli uccelli selvatici che popolano il bosco e le zone circostanti saranno in mostra da oggi fino al 12 maggio a Palazzo Grassi in Chioggia. Ne è autore Sauro Doria, fotoamatore chioggiotto che ha impressionato nella pellicola gli scatti ravvicinati allo scricciolo e al codone, al picchio cinerino e a decine di altri animali poco conosciuti. L'esposizione, realizzata in collaborazione con i naturalisti della cooperativa Hila, sarà visitabile negli stessi orari di apertura del Museo di Zoologia Adriatica dedicato a Giuseppe Olivi, ovvero da martedì a domenica, ore 9-13, mentre il sabato anche dalle ore 15 alle 18. Buongiorno a tutti amici carissimi, naturalmente buona festa del 1° maggio, una festa che viene quindi rispettata anche dal punto di vista atmosferico grazie anche a una seppur lenta propaggine dell'anticiclone delle Azzorre che è riuscito a inserirsi nello spazio appunto europeo dando luogo a una parentesi di tempo stabile che durerà al massimo fino a domani sera. Ma tornando alla giornata odierna, una giornata deliziosa direi, anche se contornata a temperature minime ancora piuttosto frizzanti, ma con temperature massime che, stanti il soleggiamento continuo durante la giornata, si porteranno nella media del periodo e quindi vicine ai 20 gradi. Quindi una festa di omaggio rispettata in pieno, bel tempo per tutti, finalmente oseremo dire, dopo anche questa parentesi ciclonica di stampo invernale che ha portato non poche precipitazioni e nevicate a quote veramente molto interessanti per il periodo. Ma naturalmente non cantiamo vittoria perché questa parentesi diciamo tranquilla durerà al massimo fino a giovedì sera, venerdì mattina, allorquando un'altra parentesi particolare si fa strada in questa settimana, ma sarà materia di domani. Ciao a tutti e buona festa ancora!